potrete vedere sul vostro sistema che compare questa informativa. Prego Carlo. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, ho preparato alcune slide, ma giusto per raccontarvi che cos'è questo service design, ma mi piacerebbe anche, compatibilmente con il tempo, farvi entrare poi su una lavagna virtuale di un prodotto che si chiama Mural, dove ho inserito alcuni pannelli tipici di alcuni esercizi che facciamo quando sostanzialmente facciamo service design, in modo da farvi provare dal vivo, attraverso alcuni esercizi, proprio il significato di questa attività. Allora, brevemente, io sono Carlo Cicognini, sono della società di engineering, della divisione Engineering Interactive, che è l'unità della mia azienda che si occupa sostanzialmente di service design, digital communication, learning services e social media strategy. Siamo circa 50 persone, siamo distribuiti tra Milano, Bologna e Roma, sostanzialmente, e ho avuto occasione di lavorare sui temi proprio del design, della user experience, su alcuni progetti appunto dell'ambito MyPortal. Quindi stiamo parlando di MyPortal stesso, di MyPA, anche di MyExtranet e di altri applicativi, per cui qualcuno ha avuto modo di conoscerli. Allora, io sono un architetto, nel senso che mi sono laureato in architettura, e durante il mio percorso formativo ho capito che oltre al design del prodotto, quindi di qualcosa di fisico, era possibile appunto applicare il mindset del designer anche alla progettazione di qualcosa di intangibile, quindi di un servizio digitale e virtuale. E quindi ho iniziato a affrontare i temi del service design. Il service design non è altro che la progettazione delle relazioni, cioè in che modo un utente attraversa il servizio in tutti i suoi touch point fisici o digitali. Vi faccio un esempio. Immaginate di andare in un hotel, è la prima un hotel che siete già stati, oppure in una catena di hotel che abitualmente frequentate. Vi presentate alla reception, il receptionist, quando appunto scopre chi siete, quindi date le vostre generalità, va su un sistema, scrive il vostro nome, il vostro cognome, e il sistema restituisce le vostre abitudini. E quindi il receptionist vi accoglierà, buongiorno Carlo, buongiorno Maddalena, no? Il vostro nome, e magari vi dirà: ho fatto posizionare nella vostra camera al terzo piano perché preferite i piani alti, il cuscino morbido, ho impostato la temperatura a 20 gradi e mi sono permesso di mettere la sveglia alle 7. Cioè, in qualche modo un sistema ha raccolto le vostre abitudini e queste abitudini sono diventate informazioni per personalizzare il servizio. E quindi in questo modo l'utente si sente accolto, si sente proprio, come dire, come se avesse un concierge, no? Che lo sta in qualche modo accogliendo, aiutando nella sua esperienza, avrà presumibilmente un'esperienza molto positiva di ciò che lui ha vissuto e quindi potrebbe tornare nuovamente nella stessa, utilizzare o meglio la stessa catena di hotel, magari su altri viaggi. Questo racconto non è altro che il racconto testuale di un service design, cioè in qualche modo ci sono stati dei progettisti che hanno guardato come il cliente utilizza il servizio, in questo caso il servizio, no, di pernottamento di un hotel, e ha immaginato su tutti i touch point, come dicevo prima, fisici ma anche digitali, la modalità di interazione. Una modalità di interazione che cerca di creare sostanzialmente valore attraverso, nel caso di servizi digitali, prodotti che siano non solo usabili e piacevoli dal punto di vista estetico e chiari, ma che forniscono una percezione di efficienza, di efficacia e di valore, perché solo così, in questo modo,
l'utente tornerà ed eventualmente potrà utilizzare anche il passaparola, che è uno strumento fortissimo, tant'è che durante i test di usabilità di un'applicazione si usa un indicatore che si chiama Net Promoter Score, cioè si fa la domanda all'utente: ma tu consiglieresti a un tuo parente o un tuo amico questo servizio su una scala da 1 a 10? Proprio perché abbiamo scoperto che il passaparola è la modalità più forte attraverso la quale si può propagare un servizio. E quindi capite che il progettare il servizio in maniera adeguata, avendo sempre ben presente quali sono le aspettative e le abitudini di un utente, crea un valore. E questo è vero sia nell'ambito del privato, ma è altrettanto vero anche nell'ambito della pubblica amministrazione, per tanti motivi, perché i servizi digitali dal punto di vista ambientale tolgono carta, tolgono spostamenti, tolgono movimentazione agli sportelli, tolgono, quando sono facili e utilizzabili, le chiamate delle desk, quindi lasciano più spazio all'attività di programmazione, di gestione del servizio e quindi, come dire, sicuramente danno un vantaggio a tutti. Vi ho messo in queste slide 3 riferimenti, perché non volevo annoiarvi come se fosse una lezione ex cattedra, dove potrete in qualche modo approfondire quali sono i principi del service design. E Carlo, magari se puoi, potresti già scrivere in chat così eventualmente ti seguono. Certo, allora scusate, devo togliermi. Quindi vado qui, vado su chat e vi copio qua il link. Perfetto. Ritorno in presentazione. Allora, come vi dicevo, abbiamo 6 grossi principi che sono: il servizio è orientato all'utente, al cittadino, e quindi sostanzialmente devo capire quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative, ma anche eventualmente intercettare i suoi bisogni latenti, cioè ciò che lui ancora non sa di volere. È un'attività co-creata. Che cosa significa? Che non arriva l'esperto di usabilità o il classico analista funzionale che ascolta il requisito, fa l'analisi e porta il documento. È un team multidisciplinare, quindi abbiamo gente magari che sta allo sportello, gente che conosce il processo, gli utenti finali, l'esperto di UX, il tecnologo, eccetera, che collabora, quindi crea insieme, collettivamente, il servizio, perché avere al tavolo l'opinione di tutti permette di indirizzare correttamente l'attività di progettazione. È un approccio olistico. Cosa vuol dire? Non ci si può focalizzare semplicemente sul singolo servizio, bisogna analizzare l'ecosistema nel quale il servizio lavora, perché comunque l'utente potrebbe andare allo sportello, potrebbe utilizzare il computer, potrebbe utilizzare il cellulare, potrebbe utilizzare, non lo so, gli schermi digitali, potrebbe utilizzare una postazione pubblica di accesso magari presso gli uffici regionali. Quindi capire qual è l'ecosistema nel quale il servizio è immerso è fondamentale. È analitico, cioè si analizzano i dati, quindi vuol dire se il servizio è già esistente, i feedback magari negativi registrati al CRM, le statistiche di accesso, si fanno le interviste. È iterativo e prototipale. Cosa significa? Significa che io posso creare un modello di servizio a livello di prototipo e utilizzo i test guerrilla, gli usability test, per capire se ho centrato l'obiettivo, e nel caso in cui io ho delle diramazioni, cioè non so se è meglio utilizzare la soluzione A o la soluzione B, utilizzo gli A/B test per indirizzare correttamente la progettazione. È tailor-made. Cosa significa? Significa che l'intero processo è adattato al servizio, quindi abbiamo un indirizzo, che poi vedremo, di quali sono le fasi tipiche di un processo di service design, ma strumenti, tecniche, ma anche la successione dei singoli task possono essere tranquillamente rimodulati in qualsiasi momento, perché ogni servizio è differente, ma lo stesso servizio, ad esempio la carta d'identità elettronica, è uguale in tutta Italia, ma ci potrebbero essere caratteristiche geografiche, culturali, locali del territorio che in qualche modo richiedono attenzioni particolari, anche semplicemente i singoli cittadini, quelli più alfabetizzati dal punto di vista informatico, quelli meno alfabetizzati, fragili, eccetera, che richiedono quindi magari
come dire, un'attenzione particolare, quindi non è perché un servizio è uguale su tutta Italia, può essere replicato a stampino su territori locali. Quindi questo è molto importante. Quali sono i vantaggi di questo approccio? Prima di tutto che lavorando su un team multidisciplinare tutti hanno bene in mente qual è l'obiettivo finale del progetto. Poi attraverso un approccio etnografico, cioè parlando con gli utenti, cercando proprio di indossare i suoi panni, si fanno emergere dei bisogni latenti, cioè qualcosa che magari era collaterale al servizio, ma che non emergeva dall'analisi del processo stesso. E quindi si creano quello che appunto dal punto di vista lessico del service design si chiama user journey, cioè la descrizione del processo che farà l'utente durante l'interazione col servizio di valore, perché magari si andrà a selezionare e sviluppare determinate funzionalità e non altre, perché abbiamo capito che quelle funzionalità sono più interessanti per l'utente. È innovativo perché in genere durante l'attività di brainstorming si tirano fuori delle idee che magari erano fuori dal contesto. Si lavora per prototipi e quindi attraverso la creazione di prototipi si testa prima dello sviluppo se quell'idea funziona o meno. Serve a creare dei backlog, se utilizziamo la metodologia agile, oppure indirizzare dei requisiti che siano più strategici, più assertivi, più innovativi. E soprattutto c'è un riuso della conoscenza, in quanto il team multidisciplinare sicuramente al termine del progetto avrà acquisito qualcosa in più rispetto all'inizio, perché comunque durante l'interazione l'esperto di UX o di service design potrà far comprendere quali sono i bisogni dei cittadini e quindi magari un analista, cioè, come dire, un responsabile di un processo oppure una persona che sta allo sportello potrà conoscere in qualche modo qualcosa in più. Quindi in qualche modo si termina questo percorso dove tutti hanno imparato qualcosa. Questo è il percorso, 4 fasi molto semplici. La prima è quello di comprendere il problema e quindi entrare in empatia con le esigenze delle persone. Una seconda fase è quello di scoprire e mappare queste esigenze con un approccio un po' più qualitativo. La terza fase, quando abbiamo capito il contesto, l'ambito e chi utilizzerà quel servizio, si fa proprio un'attività di ideazione. Quindi come possiamo risolvere i problemi dei nostri cittadini? Come possiamo mettere queste idee in priorità? Che valore hanno? Cosa realizziamo prima e cosa realizziamo dopo? Alla fine c'è una parte di design per cui si disegna il processo, si verifica con gli utenti, si fa tutto l'aspetto architetturale dal punto di vista tecnologico e si capisce in qualche modo qual è il planning, cioè come posso mettere in ordine le attività per rilasciare un servizio che sia di valore. Nel dettaglio, la prima fase, quella proprio di alignment e reframe, come vi dicevo, è quella che serve ad entrare in contatto con il problema. Quindi ci potrebbero essere sicuramente dei project inception, quindi delle attività molto concentrate dal punto di vista del tempo, dove il project sponsor, il project team e gli esperti capiscono che cosa deve essere fatto, chi deve essere investigato, quali sono i tempi. Possiamo utilizzare anche la tecnica dell'inspirational talks, ossia... Scusa Carlo, quindi Project Inception cosa sarebbe? Il kick-off meeting, cioè è quando tutti al tavolo sostanzialmente vanno a costruire quello che è il project charter, quindi la mappa degli stakeholder, i requisiti di alto livello, i tempi auspicati di chiusura dell'attività, eventuali rischi da prendere in considerazione, eventuali opportunità, quindi si va a costruire quello che è sostanzialmente l'impalcatura, no? il dove mi devo muovere per raggiungere quell'obiettivo e lo si fa collegialmente. Le inspirational talks sono delle interviste semistrutturate, in genere durano 20 minuti, con delle liste di domande uguali per tutti gli intervistati. Generalmente si vanno a intervistare quelli che sono i process owner, quindi sono quelle persone che gestiscono il servizio per capire il loro punto di vista, magari perché hanno esigenze specifiche. Poi si traccia il servizio così com'è, quindi se il servizio è già esistente, si traccia la mappa di come funziona, di quali sono sostanzialmente le interazioni con l'ecosistema
ed eventualmente si fa un'analisi qualitativa e quantitativa. Se è un servizio digitale, come vi dicevo prima, quanti hanno acceduto, che cosa hanno fatto, quali sono le segnalazioni che sono in qualche modo pervenute sui canali CRM oppure via mail o sui canali social. Questo permette sostanzialmente di inquadrare il servizio e di capire attraverso l'analisi dei dati, se vi ricordate uno dei principi del data driven, no? Che cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando. Nella seconda fase di Discovery in Map invece si sposta la vista dai bisogni dell'ente ai bisogni dei cittadini e quindi si fa un'attività etnografica che può essere attraverso un'osservazione diretta. Per i servizi LED di Regione Veneto l'abbiamo fatto, siamo andati nelle case delle persone per capire quali fossero i 10 servizi digitali maggiormente di interesse per i cittadini. Si possono costruire degli archetipi che si chiamano personas, praticamente attraverso l'analisi di interviste fatte, l'analisi qualitativa e quantitativa, si possono identificare dei segmenti con delle caratteristiche, quali sono le aspettative, quali sono le abilità informatiche, qual è la frase che potrebbe dire questo utente tipo. Quindi sono degli utenti tipo che interagiscono con il sistema. Poi ovviamente è importante misurare l'iniziativa e quindi che tipo di esperienza voglio dare, quali sono i KPI che voglio monitorare all'interno del servizio per capire se ho fatto bene o fatto male, e si va dal punto di vista tecnico a costruire quello che è il blueprint dell'architettura tecnologica che andrà a sottendere il servizio stesso. La terza fase è quella proprio più di azione, quindi di creazione della visione del nuovo servizio che andrò a realizzare. E quindi, visto che ho capito qual è il contesto, ho capito quali sono i bisogni dell'ente, ho capito quali sono i bisogni del cittadino, con questi tre elementi faccio un'attività di brainstorming. Che cosa significa? Significa che attraverso 4 ore si andrà a generare delle possibili idee per risolvere i bisogni che io ho raccolto. In un workshop successivo queste idee vanno prioritizzate e quindi si farà un passaggio con degli esperti dal punto di vista normativo, non so, la privacy, il regolatorio, dal punto di vista tecnologico, per capire quanto quel requisito è implementabile, quanto quel requisito è facile o difficile da implementare, che impatti può avere quel requisito dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di processo, eccetera. E quindi una volta che si è fatta questa analisi critica rispetto alle idee, si ritorna in aula e quindi avendo la percezione e la conoscenza delle difficoltà o degli impatti di quel requisito, si dà un'opportunità. Quindi si capisce rispetto alle opportunità date quali sono le idee che devono essere realizzate prima o realizzate dopo. Una volta che abbiamo capito l'ordine, si fa un service storming. Che cosa significa? Si prende la journey, cioè come l'utente interagirà col servizio, si prendono le idee che sono state in qualche modo identificate e prioritizzate durante le attività precedenti e si mettono su questa mappa. Per cui magari potrò dire, immagino di poter far loggare, perché magari il servizio richiede un'autenticazione debole, gli utenti con i social, e quindi nel primo step di autenticazione metto l'idea che magari raccontava, metto i link con i pulsanti Facebook, Twitter e Gmail, quindi vado a distribuire le idee lungo il processo del servizio. Ovviamente, stabilito la user journey, cioè le funzionalità con cui l'utente interagirà, si va anche a livello di back-end a definire come queste informazioni vanno a finire sui vari sistemi e quindi si costruisce quello che potrebbe essere proprio il service blueprint e la user journey del servizio. Ovviamente quando abbiamo costruito il concept del servizio, quindi che cosa vogliamo fare, si passa ad una fase un po' più esecutiva e per cui si vanno a scrivere in maniera dettagliata le feature, si vanno a scrivere per ogni feature le user stories, quindi che come l'utente interagirà in maniera molto puntuale con il servizio su quella feature, si fanno dei pilot per cui si possono fare dei prototipi, si fanno dei test con gli utenti, si definisce meglio quali sono gli aspetti architetturali e tecnologici che in qualche modo devono essere implementati per realizzare quelle funzionalità e quelle requisiti, dove le funzionalità sono le feature e i requisiti sono le user stories, e si fa un piano, cioè
il piano è, visto che questi approcci tendono a, come dire, ampliare molto il contesto, ci si lascia con una roadmap, per cui si identifica qual è il set minimo di funzioni che deve essere rilasciato nella release 1 del servizio e poi si possono identificare quali sono i set di funzioni che devono essere magari realizzati in release successive. E quindi E tutto questo... scusami Carlo, solo una domanda di precisazione. MVP sta per? L'MVP sta Minimum Value Product, ossia qual è il set minimo di funzioni che devono esserci, di funzionalità dal punto di vista logico, scusate, che devono essere già presenti nella prima release. Cioè qual è l'insieme di requisiti che dal mio punto di vista creano valore e quindi possono essere rilasciati e utilizzati dai cittadini. E Vi faccio A-B test, cosa sarebbe A-B? A/B test cosa vuol dire? Vuol dire che io potrei avere dei dubbi, no? Cioè potrei dire, non so se questa funzione è meglio rappresentarla in un modo o nell'altro. Vi faccio un esempio. Sugli applicativi mobile, cioè fruiti dal cellulare, si ha sempre il dubbio. È meglio avere, come dire, una fruizione delle informazioni alto-basso, quindi favorisco lo scroll verticale, oppure impaginano le informazioni magari con delle card, con degli slider, per cui l'utente utilizza lo swipe, per cui scorre le informazioni da destra a sinistra, oppure da destra a sinistra. Ho questo dubbio, non so quale delle soluzioni dal punto di vista del design è meglio. E quindi che cosa faccio? Implemento due prototipi, uno con lo scroll verticale e l'altro con lo swipe orizzontale, e lo testo con gli utenti. Da questo test, che si chiama A/B test, individuo qual è la soluzione migliore per rappresentare quel dato. Quindi questo è un esempio come attraverso uno dei principi che abbiamo detto prima, per cui la prototipazione, il confronto iterativo con gli utenti, posso sostanzialmente creare non solo il disegno del servizio, ma anche identificare qual è la sua migliore rappresentazione proprio a livello di UX e di UI, cioè di user experience e di interfaccia utente. Alcuni esempi, giusto per farvi vedere come si può operare. Questo è un Inspirational Talks. Il caso era, occorreva ridisegnare la cartella clinica del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, e quello che vedete a destra è un nostro collega che per un giorno ha seguito come i medici del pronto soccorso inserivano i dati per aprire una nuova cartella clinica dei pazienti che venivano in qualche modo ospedalizzati. E quindi attraverso l'osservazione di come loro lavoravano nel loro ambiente, abbiamo potuto registrare quali erano gli ostacoli che impedivano una corretta fruizione del servizio, dove il servizio era il fascicolo, quindi la cartella clinica del paziente stesso. Questo è un esempio di ideazione. Nell'era pre-Covid, in genere queste attività venivano fatte in aula, per cui c'era un'attività proprio fisica, dove attraverso i post-it, la collaborazione sui tavoli, venivano fatti alcuni esercizi per ideare soluzioni innovative. Con l'arrivo del Covid abbiamo dovuto, come tutti, reinventarci questo approccio, e quindi attraverso, questo è un esempio di un workshop fatto su una piattaforma collaborativa che vedremo tra poco, sostanzialmente si è potuto replicare la stessa esperienza fatta in aula a livello proprio di interazione. Poi è logico che in aula il contatto visivo, la fisicità ti dà degli elementi maggiori, perché puoi leggere, no, quello che è anche il linguaggio non verbale delle persone. La digitalizzazione, abbiamo perso questo aspetto, però abbiamo guadagnato in velocità perché appunto è già tutto digitale, non c'è un travaso dell'informazione dal cartaceo all'elettronico. Questo era un esempio di ideation workshop fatto in aula, e quindi come vedete è molto più fisico, no? I post-it sono appiccicati alle pareti, quindi è un approccio differente. Il pilot, come vedete, il pilot non è necessariamente qualcosa che deve essere fatto da esperti UX,
Qui abbiamo l'esempio del portale lavoro della provincia autonoma di Trento, dove gli esperti di UX hanno condotto quello che era il disegno del servizio. Qua vedete ad esempio la modalità di accesso. Sono state date le linee guida per creare dei prodotti usabili, però al tavolo sono le persone che gestiscono il portale, sono le persone che stanno agli sportelli dei centri dell'impiego, e come vedete attraverso il copia e incolla fisico si disegnano le interfacce. Un altro esempio è gli sport montani, è un'app di Regione Lombardia dove l'attività di co-design è stata fatta direttamente con i referenti di regione, ma coinvolgendo anche i maestri di sci, i responsabili di impianto, i responsabili della Proloco, proprio per farvi capire che sostanzialmente come si dice, l'attività è co-creata, no? Portando a bordo tutte le varie prospettive, no? Attraverso il quale un problema viene visto, si creano proprio dei prodotti che sono proprio olistici da questo punto di vista. Quindi, come vedete, qua alcuni esempi, ma giusto perché è un processo che può essere tranquillamente adottato in qualsiasi contesto, e il service designer è sostanzialmente un facilitatore che utilizza queste tecniche per in qualche modo aiutare le persone a organizzare meglio il servizio, a costruire quelle relazioni proficue per creare sostanzialmente valore. Allora, se non ci sono domande, visto che abbiamo una mezz'oretta, allora vi volevo condividere questo link. Allora. Qui la finestrella per far apparire chat. Ce l'hai sotto. Sotto c'è scritto chat, la premi. Ecco, benissimo. Allora, se cliccate su questo link, non c'è bisogno di fare alcuna registrazione. Vi verrà chiesto semplicemente di inserire un nome, ma giusto per capire che è collegato. Mettete pure il vostro nome di battesimo e premete il pulsante di ingresso. Atterrerete su questa piattaforma, che come vi dicevo è una piattaforma che è una lavagna elettronica, dove si possono fare alcune cose. Ditemi se avete delle difficoltà ad accedere. Io sono CC, Carlo Cicconini. Come vedete, se cliccate sul mio nome e scegliete l'opzione Follow, praticamente seguirete i miei movimenti sul mouse, per cui non avrete bisogno di spostarvi sull'interfaccia. È molto intuitivo come strumento, in quanto è possibile, semplicemente cliccando su questa icona che si chiama post-it, vedete, prendere e trascinare un post-it e quindi scrivere, quindi quello che nella lavagna era prendo un post-it, uso la matita e inizio a scrivere, lo si può fare in elettronico. Poi tra l'altro posso semplicemente anche fare CTRL-C e CTRL-P di un post-it già esistente, e quindi non ho nemmeno la necessità di prendere e utilizzare il mio menu del post-it per andare a fare questa cosa. Qui ho preparato alcuni pannelli. Allora, siete riusciti a entrare tutti? Ecco, magari in questa fase possiamo tenere aperti i microfoni, se è possibile, così magari interagiamo anche verbalmente su questo tipo di attività. Allora, qui vediamo alcuni pezzi, quindi che sono alcuni dei deliverable che vi avevo elencato nelle slide che vi avevo fatto vedere prima. E qui vediamo un pezzo di un processo di ideazione, per cui tipicamente l'attività di service design si appoggia sul mindset del design thinking. Non so, questa parola è molto abusata in questo periodo, però sostanzialmente il design thinking, più che essere un insieme di tecniche, è proprio un modo differente di percepire il lavoro, cioè nel senso, anziché partire dal bisogno dell'ente e dagli aspetti magari tecnologici, parto dal bisogno degli utenti, quindi utilizzo tutta una serie di tecniche che servono a far emergere i bisogni dal punto di vista dell'utente stesso. E quindi ci sono dei passi attraverso i quali occorre sostanzialmente
attraversare per riuscire ad ottenere in maniera strutturata queste informazioni. Se vi ricordate, prima avevo parlato di personas e quindi di, come dire, di archetipi, quindi di personaggi tipo che in qualche modo raccontano i bisogni e le aspettative di particolari segmenti di utenti. Però prima di partire con questo viaggio, ok, una delle indicazioni fondamentali è quello che per attivare il nostro pensiero laterale, quindi mettere in comunicazione la parte destra e la parte sinistra del cervello, occorre fare un'attività che ci porti al di fuori dei nostri schemi. Questa attività si chiama icebreaker, cioè rompere il ghiaccio. Se fossimo in aula sarebbe stata anche un'attività fisica, cioè banalmente si poteva fare uno scambiamano, un'attività di mimo per in qualche modo unire l'aspetto ludico con l'aspetto fisico. Essendo invece nel virtuale facciamo qualcosa di diverso. Quindi a turno qualcuno di voi dovrà completare questo racconto. Parto io. Quindi, ciao, sono Tobia, il cane dal cappello giallo. Quindi a turno ognuno di voi dovrà continuare questa frase con una frase con all'interno almeno 5 parole. È chiaro? Quindi a un certo punto dirò: Antonio, come prosegue questa frase? Questa frase, scusate, ciao, sono Tobia, il cane dal cappello giallo, e Antonio, senza pensarci, tirerà fuori una frase così, di getto. Ok, Antonio? Sì, ma Quindi, ciao, la devo scrivere lì? me la dici, io la scrivo. Ah, ok. E, Forza, di io tanto. guardo avanti e cerco una palla. Ok, chi è il prossimo che si getta su questa cosa? Forza, non siete timidi. Di pancia. Io non vedo i nomi dei collegati perché sennò farei io direttamente il... Andrea, vedo un Andrea che si muove. Andrea, fai tu? Andrea, come continua questa frase? Microfono attivo. Doris? Ciao, sono Tobia, il cane dal Allora, cappello giallo, guardo avanti e cerco una palla. e Poi, faccio gli scherzetti al mio padrone. il prossimo. In attesa di un biscottino. Facciamo le palle per niente, veramente. Siamo... Prossimo? O la prossima? Forza, mi diverto molto. Ok, c'è ancora qualcuno? Sono collegate 11 persone, quindi direi di sì. Forza, non siete timidi, gettatevi. Ancora un paio di minuti. Chi è il prossimo? Posso intervenire io e dire, Assolutamente. sono Maria Rosa Capozzo, improvvisamente vedo in un angolo un osso. Beh, direi che, come dire, un'ultima frase per chiudere il periodo ci vuole. Chi chiude questo pezzo? Forza. Un osso. Ciao, sono Tobia, il cane dal cappello giallo, guardo avanti, cerco una palla. Faccio gli scherzetti al mio padrone in attesa di un biscottino. Mi diverto molto. Improvvisamente vedo in un angolo un osso e che succede? Chi mi chiude sta frase? Forza. Un Che si muove da osso. solo, Non ho capito, che si muove da solo. L'osso. Da solo. Perfetto. Allora, quindi, ciao Tobia, ciao, sono Tobia, il cane dal cappello giallo, guardo avanti e cerco una palla, faccio gli scherzetti al mio padrone in attesa di un biscottino e mi diverto molto. Improvvisamente vedo in un angolo un osso che si muove da solo. Perfetto. Allora, abbiamo fatto questa attività di icebreaking. Come vedete, come dire, la scrittura di una frase surreale
ha fatto sorridere qualcuno e quindi ci ha un po' portato verso il mood corretto per affrontare un'attività di ideazione. Passiamo ora al secondo schermo, perché vi vorrei proprio far capire un processo per poi arrivare ad un esperimento di ideazione. Allora, questa è una persona reale. Come vi dicevo, nel 2018 nel 2018-19 avevamo fatto un'attività di ricerca sul campo, per cui avevamo andato in casa delle persone di 5 comuni pilota di Regione Veneto, Thiene, Legnago, Padova, eccetera. Abbiamo intervistato delle persone e abbiamo tirato fuori, come dire, degli archetipi. Questo è un archetipo, è Franca. Franca, che è una persona battagliera, indipendente e indisponibile, e fa parte del segmento degli irriducibili. Gli irriducibili sono quelle persone che sostanzialmente non si lasciavano scoraggiare se non riuscivano a fare qualcosa, ma ci provavano, no? E la sua frase tipica è stata: non dai un servizio se è difficile da comprendere. Perché? Perché ovviamente lei ha vissuto molti cambiamenti nella sua vita e della società, però è stata sempre molto attiva, no? E quindi ha cercato di contribuire attivamente alla comunità attraverso anche tutta una serie di partecipazioni in termini di volontariato e di associazionismo, scusate. Ha imparato a utilizzare gli strumenti digitali per stare al passo coi tempi e ne riconosce il valore nel migliorare la vita. Gestisce in quasi autonomia acquisti, utenze, finanze, dichiarazioni fiscali, ma quando si tratta di risolvere un problema è il contatto umano allo sportello il modo in cui si sente più sicura. Quindi la nostra Franca ha un livello di digitalizzazione sufficiente, ha un livello di confidenza con la burocrazia medio-alto, però è una persona proattiva. Quindi Franca è una persona che usa gli strumenti informatici, ma ha bisogno sostanzialmente di quel rapporto diretto con una persona nel caso in cui ha appunto un problema da risolvere. I bisogni chiave di Franca sono appunto contribuire, quindi partecipare alla vita della comunità, essere ascoltata, quindi sentirsi supportata, no, come cittadina durante la sua esperienza di interazione con la pubblica amministrazione, e poi, essendo appunto una persona molto attiva, molto partecipe, anche imparare, no? Quindi cercare di scoprire cose nuove per diventare autonoma nella gestione del servizio stesso. Quindi, come vedete, qua abbiamo una descrizione e l'aspettativa di Franca è che la digitalizzazione dei servizi è un'opportunità di inclusione per i soggetti deboli, per gli anziani, per i migranti, per chi non è sostanzialmente non parla l'italiano, no? Si dovrebbe tradurre da un lato in attività di formazione nei suoi strumenti e dall'altro nella semplificazione del linguaggio e nella produzione di supporti in lingua. Quindi Franca ci ha raccontato che quello che potrebbe fare la pubblica amministrazione è usare un linguaggio semplice, messaggi chiari, facilmente accessibile anche a livello tecnico e funzionale. Quindi questo è un po' il racconto, no, di quello che c'ha Franca, in particolare il segmento di utenti, quindi vuol dire una persona pensionata che comunque è attiva e sa utilizzare gli strumenti informatici, ha fatto del suo rapporto con la pubblica amministrazione. Ora, tra i vari servizi che Franca, come io, che tutta una serie di utenti ci hanno raccontato, ho scelto il certificato di residenza. E quindi vedete in questa schermata che si chiama User Journey quali sono in genere i passi fatti per richiedere un certificato di residenza e dove sostanzialmente i cittadini hanno trovato il maggior ostacolo. Per cui abbiamo una prima fase di ricerca dell'informazione, quindi tipicamente il cittadino accede, no, al sito del comune, cerca di capire se il certificato di residenza è qualcosa che può sostanzialmente richiedere dal punto di vista digitale sotto forma di autocertificazione o sotto forma di certificato richiedibile sostanzialmente online, no?
ed eventualmente poi dopo, una volta che si è informato, fa l'accesso, supponiamo di che voglia chiedere un certificato online, per cui per non voler recarsi allo sportello, fa l'accesso e quindi o attraverso SPID o attraverso altri sistemi di autenticazione cerca di accedere. Però qui abbiamo già rilevato, come dire, un primo ostacolo, nel senso che richiedere lo SPID, fare autenticazione tramite SPID, no? Che c'è il doppio passaggio, per cui scegli il gestore, metti la password, ti dà l'OTP, eccetera. In alcuni casi, soprattutto in personaggi come Franca, no? Che pur essendo molto proattiva, però magari ha bisogno di supporto su alcune sequenze, no? del servizio, può diventare un elemento scoraggiante. Ecco. E finalmente, superato il primo ostacolo, no? dell'accesso, arriva ad effettuare la richiesta, però anche qui, come vedete, l'impossibilità di scegliere il formato rispetto al certificato stesso è visto come una mancanza di flessibilità rispetto alle esigenze dei cittadini. Poi soprattutto l'obbligo di ricezione del formato cartaceo, che avevamo registrato ad esempio sul Comune di Padova, implica dei costi di gestione e quindi sostanzialmente l'utente dice: ma come sono digitali, mi aspetto di avere in un clic l'informazione, di fare tutto in tempi molto, molto brevi. Queste lungaggini, no, burocratiche, oppure queste ramificazioni, no, della fruizione del servizio vengono anche qui percepiti come un momento, no, di frizione rispetto all'esperienza che uno vorrebbe vivere. Poi abbiamo la parte di ritiro e ricezione, quindi qua uno si domanda perché deve recarsi allo sportello dove non è presente la richiesta online, dati i tempi, ed ha un effetto a catena su altri servizi o operazioni per cui il certificato è necessario. E infine l'archiviazione, quindi molti si aspettano che se io opero nell'ambito del mondo digitale di avere la possibilità di prendere e archiviare quelle informazioni all'interno della mia area o del mio profilo. Quindi qua abbiamo, come vedete, rappresentato la journey. Ora vorrei, negli ultimi 10 minuti che ci mancano, rispetto alle informazioni che abbiamo raccolto, provare a fare un'attività di brainstorming, cioè nel senso, supponiamo di aver identificato in questa journey come l'elemento più critico, no? Prendiamo qualcosa che sta all'interno del processo, per cui non preoccupiamoci dell'accesso perché è su terze parti, non preoccupiamoci dell'archiviazione perché magari sta sostanzialmente nella parte di area riservata, magari di prodotti che non esistono, no, per quel dato comune, e proviamo invece a concentrarci sull'aspetto più critico, cioè quello del ritiro della ricezione, cioè come deve essere fatto il delivery del certificato cartaceo o del certificato digitale. Quindi sappiamo che il problema di Franca era quello di quando ho un problema preferisco un supporto che sia di tipo, come dire, diretto, quindi con una persona. Franca non ha specificato se il rapporto diretto deve essere fatto de viso, quindi allo sportello, oppure può essere, gli andava bene se potesse essere fatto anche tramite il telefono. Quindi proviamo a immaginare il canale di comunicazione, il telefono, e proviamo così nei prossimi 5 minuti a capire attraverso una creazione di idee, quindi non preoccupiamoci in questo momento della fattibilità tecnica o della sostenibilità dal punto di vista organizzativo del servizio stesso. Proviamo a immaginare come potrebbe essere organizzato il servizio telefonico per cui risponde a Franca per capire come usufruire del servizio di ritiro del certificato. Secondo voi, come potrebbe essere questo servizio? Cioè, quali idee possiamo mettere in campo? Non siete timidi, cioè provate a immaginare Franca che ha un problema che in qualche modo ha capito qual è il certificato che deve fare, l'autocertificazione, il certificato digitale, il certificato cartaceo, ha capito che per i suoi scopi ha bisogno di un certificato cartaceo, l'ha eventualmente prenotato tramite le piattaforme online o telefoniche e ora adesso
deve capire come organizzare il ritiro. Secondo voi, buttiamo proprio così, alcune idee. Come potremmo organizzare il ritiro? Attraverso il canale telefonico? Che cosa fa Franca? Potrebbe telefonare e prenotare un momento per andare a ritirare. Ma a che numero telefona, scusami? È un numero del comune. Potrebbe essere un numero verde? Sì. Quindi telefona ad un numero verde e poi che succede? E poi prenota il momento in cui andrà a fare il ritiro. Ok, andiamo un po' nel dettaglio così per capire. Quindi lei alza il telefono, fa il numero verde. Immagino che a un certo punto partirà una sequenza di azioni. Che cosa devi fare? E quindi lei dovrà premere il corrispondente numero e magari arriva a quando, non lo so, magari ragioniamo per uffici, no? Ha selezionato l'ufficio anagrafe, stato civile, e tra le varie opzioni gli dice prenota appuntamento o gli dice ritira, cioè è un prenota appuntamento generico o è un prenota appuntamento per ritiro? Secondo voi qua che cosa potrebbe fare? Prenota, ritiro, documentazione. Quindi ok, prenota, ritiro, documentazione. A un certo punto che succede? Cioè, quando lei seleziona questa voce, immagino che dovrà indicare quando. Quindi, secondo voi, il sistema che cosa fa? No, io più che dirle quando prenotare, le direi abbiamo questi slot disponibili, quale sceglie in modo da dar meno... Ok, presenta l'elenco delle disponibilità. Ma secondo voi, come ragiona? Perché le disponibilità potrebbero essere tante e quindi magari Franca dovrà ascoltare magari tante informazioni. Tenete presente che la nostra memoria a breve termine riesce a memorizzare fino a 8 informazioni per volta. La 9 la perdiamo, oppure la 9 prende il posto della prima. Per cui se noi raccontiamo a voce più di 8 possibilità, c'è il rischio che Franca debba riascoltare il messaggio per scegliere. Quindi che logica ci mettiamo qua? Fascia oraria. Ok. Giorni, lunedì, martedì, mercoledì, insomma. Quindi prima di presentare questa cosa, il sistema potrebbe dire scegli il giorno, giusto? Esatto. Scegli la fascia oraria e poi presenta le disponibilità. Certo. A questo punto la nostra Franca gli va bene magari di arrivare allo sportello alle 11 del mattino del martedì mattina, che fa? Si presenta allo sportello, probabilmente con un codice ritiro. Ok. Conferma. Perfetto, quindi vuol dire che confermerà lo slot che gli serve, conferma l'appuntamento, quindi il sistema gli dà un codice, cioè gli dirà un qualcosa. Secondo voi poi il processo si ferma così oppure... No, deve chiedere, vuole promemoria. Promemoria. Su che canali immaginate? O via SMS o via mail. Sì, sul numero cellulare. Ok, e quindi qua abbiamo, come dire, promemoria. Qui abbiamo capito che cosa avviene durante la fase di prenotazione. Che cosa accade poi quando, cioè, qua stabiliamo che cioè lei può decidere anche quando ricevere il promemoria oppure c'è un default? Sarebbe meglio che ci fosse un default e poi c'è tutto l'aspetto del pagamento. Ok, quindi a un certo punto arriva il promemoria e cosa accade
quando lei fisicamente arriva allo sportello, che cosa succede? Cosa fa vedere Franca per dire tocca a me? Il messaggino mi verrebbe da Numero dire. di chiamata che aveva il codice che le avevamo dato. Dove bisogna specificare che dovrà lei, il suo momento di chiamata corrisponde al numero di codice di ritiro, per esempio. Ok. Ultima cosa, per caso, è vero che magari non deve presentare nulla, no? Però per caso per questo certificato lei deve presentarsi allo sportello con della documentazione? Se ce l'ha, sì, deve essere portare, però questo dovrebbe essere dentro nel moduletto che gli diamo come promemoria. Ok. Ecco qua. Aveva fatto un esempio di service storming, no? Partendo dalle esigenze di... È vero, siamo stati molto veloci, i tempi sono molto più dilatati, quindi non è che... Però come vedete, partendo da un bisogno, abbiamo cercato di creare un servizio che in qualche modo fosse in linea con il bisogno di Franca. Poi è logico che quando noi parliamo ai cittadini potremo avere diversi, no, segmenti, quindi diverse personas. E quindi attraverso questa attività di service storming e conoscendo i bisogni e le aspettative dei nostri vari gruppi di utenti, potremo creare dei servizi che in qualche modo si adeguano alle esigenze di tutti. E quindi volevo proprio farvi vedere come service design è un mindset alla fine, no? Cioè serve sostanzialmente a capire come un cittadino deve, cioè quali sono le aspettative che un cittadino ha nei confronti della pubblica amministrazione e come la pubblica amministrazione può costruire e progettare dei servizi che siano proprio in linea con i bisogni e le aspettative dei cittadini stessi. Quindi il mindset che vuol dire? Vuol dire è un modo, no, di percepire il problema in maniera differente, partendo dai bisogni dei cittadini, e come vedete, anche se siamo andati molto veloci, era semplicemente per darvi un flavor, no, di come si utilizzano questi strumenti, abbiamo a disposizione degli strumenti che servono proprio per aiutarci a capire qual è il bisogno del cittadino, quali sono i bisogni più importanti e attraverso le personas, le journey, il service storming, eccetera, anche come attraverso appunto un processo strutturato identificare e verificare soprattutto la migliore soluzione, perché il passo successivo al service storming sarebbe stato, no, il processo che vi ho raccontato fino ad arrivare ad un prototipo e magari testare con cittadini simili a Franca se il servizio così come l'abbiamo strutturato è facile, è chiaro e soprattutto se Franca alla fine dichiara di voler consigliare o meno a sue amiche, diciamo, suoi amici, l'utilizzo di questo servizio. Quindi questo è un po', come dire, visto proprio sul tavolo, attraverso questa lavagna elettronica, come funziona il service design e quali risultati può produrre. Ora, abbiamo terminato la nostra ora. Se avete delle domande, possiamo sganciarci da Mural, perché tanto appunto serviva anche per farvi capire un po' come si può lavorare da remoto, ed eventualmente possiamo, inquadravo il soffitto, non vi vedevo, possiamo, se ci sono delle domande, sono qui per rispondervi. Sì, quindi se avete domande potete o dirle o scriverle sulla chat. Quindi siamo qua a disposizione. E se no, nel caso, casomai noi le raccogliamo anche magari per email eventualmente. Comunque credo che sia stato un percorso interessante e anche abbastanza... Sì, insomma, hai fatto capire il processo, quindi... Per noi è stato molto chiaro e vorremmo anche entrare nell'utilizzo di questi strumenti perché sarebbero molto utili e quindi avremo bisogno di fare un approfondimento sicuramente.
in generale, ma con delle specifiche, insomma, magari per certe situazioni. Solo che adesso noi abbiamo un incontro e quindi bisognerebbe che in qualche maniera capire se possiamo e come avere un appuntamento. Beh, questo potrebbe essere il prossimo gruppo di approfondimento, il prossimo GDA, quindi questo è un ottimo spunto che raccogliamo per, diciamo, il prossimo che faremo, diciamo, fra un mese e mezzo, potrebbe Grazie. essere Grazie l'occasione molte. per... Prego, prego. Perché a noi andrebbe, cioè io vorrei approfondire tutto l'aspetto che ha spiegato adesso ultimamente, cioè vedere l'effetto che fa sull'utente e riuscire a mettere in piedi una statistica analitica abbastanza coerente che ci dia poi delle certezze prima di esporci definitivamente. Quindi, come dire, sarebbero quali indicatori voglio utilizzare per monitorare il mio servizio, per capire se Esatto. funziona o non funziona, e quali strumenti posso in qualche modo utilizzare per capire Sì. come sta andando adesso. Esatto. E anche se si potesse fare un'altra cosa che sarebbe molto interessante sempre su questo argomento, lei ha detto la cosa importante, come ha scelto la signora Franca, cioè anche questo sarebbe un argomento su cui io vorrei approfondire, cioè come si fa a targetizzare, diciamo così, l'obiettivo, come si arriva a dire se funziona in questo caso il successo è garantito. Cioè si rivolge a una certa fascia, si fa una stima in un'altra maniera. Allora, in realtà è un approccio molto ampio, nel senso che vi faccio l'esempio dei servizi LED, ma giusto perché è legato al vostro territorio, no? Sì. Noi abbiamo fatto 2 settimane di attività, si chiama attività in campo, no? Per Sì. cui abbiamo girato i 5 comuni pilota e abbiamo alternato una presenza agli sportelli con un'attività che si chiama interception. Che cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che le persone arrivavano agli sportelli, al SUAP oppure all'URP, eccetera, venivano intercettati da 2 nostre persone che gli facevano delle rapide interviste. Quindi c'era una sarde che avevamo predisposto che serviva un po' a capire serviva a capire chi andava allo sportello anziché utilizzare gli strumenti digitali. Poi è stato fatto con i comuni, ovviamente con le persone dei comuni che conoscono il territorio, è stata fatta un'attività di reclutamento, nel senso che sono stati identificati tutta una serie di cittadini, ad esempio, non so, adesso non mi ricordo più se era su Tieno o San Donà in Piave, c'era una forte componente di associazionismo e quindi visto che tra i servizi digitali che si voleva analizzare c'era anche ad esempio, non so, la richiesta delle sale comunali, eccetera, il comune ci ha aiutato a identificare quelle potevano essere nella fase di recruitment le persone da intercettare. Quindi grazie alla collaborazione del comune abbiamo capito quali erano le cose che dovevano essere investigate maggiormente rispetto ad altre. Fatto il giro di interviste, c'è stata tutta un'attività di sintesi delle informazioni raccolte che ci ha permesso, attraverso appunto la ricerca etnografica, di stabilire quali fossero i segmenti, per cui gli irriducibili nella quale c'erano ad esempio Franca, poi c'erano, non lo so, gli scontenti, nella quale c'erano persone che avevano poca fiducia nella pubblica amministrazione, oppure quelli molto digitalizzati che pensavano di replicare l'esperienza del digitale fatta ad esempio sui portali Amazon o Google all'interno della pubblica amministrazione, no? Quindi attraverso quell'analisi dei dati, che è molto ampia, che costituisce la base, si è costruito il vertice, per cui si sono definiti i segmenti, no? Quindi questa è un'attività di ricerca vera e propria. Così definisci i segmenti. Mentre sulla parte di analitica, secondo me occorre capire che cosa c'è, nel senso, se il prodotto è digitale vado sulle statistiche, se il prodotto, oppure posso andare a intervistare le persone con lo sportello e dire, oh, ma rispetto a questo servizio, quali sono le lamentele che maggiormente ti dicono? Oppure che cosa ti richiede l'utente, che cosa non è capace da fare, cioè perché non è stato in grado di fare questa cosa, ho avuto un problema con
speed, quindi attraverso anche il colloquio riesci a raccogliere quelle informazioni che ti dicono che cosa non va. Per i KPI ci sono delle cose che sono standard, ad esempio ci sono dei KPI di usabilità che vengono monitorati, che sono il tasso di successo di completamento dei task di un servizio, il tempo in cui rimane un utente sul servizio stesso, quindi ci sono degli indicatori ben precisi. Ci sono anche degli indicatori qualitativi che si fanno attraverso appunto l'ascolto e il colloquio con gli utenti, però anche qui c'è un framework messo a punto da Google che si chiama Heart, come cuore, che sostanzialmente su alcune dimensioni come la felicità, l'engagement, l'adoption, eccetera, permette di stabilire che cosa andrò a misurare su quel dato servizio e quindi mi do io già delle linee guida che taro in base al servizio stesso. Quindi è un percorso che in qualche modo si costruisce in base al contesto, all'ambiente, al servizio. Certo, ho capito. Però sarebbe, se si potesse nel prossimo incontro magari approfondire cose di questo tipo con degli esempi ad hoc, noi prepariamo i nostri, magari li anticipiamo, così facciamo una valutazione congiunta. Va bene. Poi vi dico, secondo me è importante soprattutto cercare di capire se sul territorio ci possono essere dei gruppi di utenti tipo che possono partecipare in qualche modo a questa attività di ricerca o anche di testing. Perché una delle cose, diciamo, più critiche è sempre quello di trovare le persone per andare a verificare con dei test di usabilità se la cosa funziona o meno. Se si costruisce a livello di comune, oppure anche a livello di ente un po' più regionale o eccetera, o provinciale, no? Un gruppo di quello che Antonino Mola chiama utenti amici, è interessante perché da lì tu hai un basket di possibili persone che puoi andare ogni volta a investigare per capire se hai fatto bene o fatto male quella determinata attività di progettazione. Come dire, è un lavoro di comunità che deve essere in qualche modo impostato, costruito e mantenuto. So che è oneroso, però dà i suoi frutti, ecco, da questo punto di vista. Grazie molte. Di nulla. Allora, ci sono altre domande? Oppure ci salutiamo qua? Proviamo a sentire. Credo che insomma di elementi ne sono usciti tanti. Ho visto un interesse diffuso su questa tematica. Magari ragioniamo su un prossimo incontro, come chiedeva Francesca, di approfondimento. Cosa dici? Sì, certo, capiamo un po' il dettaglio che riusciamo ad avere. Va bene. Ok, allora direi chiudiamo qui e se non ci sono altri, ma non vedo segnali, chiudiamo qui. È stato molto interessante, devo dire anche per me. E niente, magari poi ci sentiamo offline io e te, così valutiamo il piano, diciamo, per il prossimo incontro. Va bene, grazie a voi allora, vi auguro buona giornata. Grazie a tutti, ciao. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, Interrompo la arrivederci. registrazione. Arrivederci.